È uno dei 10 consorzi del Veneto e l'innovazione che abbiamo dato l'abbiamo dovuta costruire a seguito della fusione che ha portato alla formazione del consorzio che dirigo, il consorzio Acque Risorgire, che viene dalla fusione di due precedenti consorzi, Sinistra Medio Brenta ed Esesile. In quel momento avevamo la necessità, e da lì siamo partiti, di avere una piattaforma, qualcosa che ci facesse vedere in qualsiasi momento l'effettivo stato della rete, perché appunto venendo da realtà diverse diventava difficile riuscire a conoscere lo stato dei canali, se c'erano dei manufatti che ne impedivano il collegamento di uno con l'altro, oppure il dirottamento delle acque da una parte all'altra. E quindi avevamo la necessità di vedere in tempo reale i due sistemi di telecontrollo che nascevano ed erano stati sviluppati con logiche diverse, e dall'altro di sapere com'era la distribuzione della rete in tutti quei manufatti, oltre 1000, che dividono 2500 km di canale, dove l'alimentazione elettrica non può arrivare, e quindi non era possibile dotare di sistemi di telecontrollo che comunque sono costosi. E quindi in quel caso cosa si faceva? L'operatore usciva? In quel caso l'operatore, come anche oggi, esce, faceva la manovra, però non veniva in nessun modo registrata in un sistema. Lo conosceva lui, forse il suo superiore, sì, ma non arrivava alla direzione, al gruppo dirigenziale. Con questo sistema invece abbiamo potuto avere informazioni a tutti i livelli dello stato del sistema e quindi essere in grado di capire se e come muovere i manufatti per poter gestire al meglio la rete. Questo è stato l'inizio della nostra esperienza. Ci siamo appoggiati a una ditta che si occupa di queste cose, ci è riuscita ad assistere in maniera molto efficace e il prodotto è cresciuto, e quindi siamo arrivati a portare all'interno di questa piattaforma, che è composta di fatto da 3 elementi. Uno è il territorio, che appunto attraverso i sistemi dei telecontrolli, il rilevamento delle quote dei canali, la pioggia o le informazioni che i colleghi riescono a mettere attraverso i sistemi di smartphone, dei telefonini. L'altro sistema è la piattaforma vera e propria, che si occupa di tenere in connessione questi tre elementi e che ha il compito di archiviare il materiale e di metterlo a disposizione nel momento in cui serve, e soprattutto di essere interconnettibile con il resto dei programmi in gestione del consorzio, quindi la rete, la parte del bilancio per il controllo della gestione della spesa. E infine c'è la piattaforma vera e propria, che è il collegamento, il front-end con l'operatore, che ci consente di vedere su una piattaforma, su una cartografia in base PIN, lo stato effettivo della rete nel momento attuale e anche di analizzare lo stato storico. In sostanza oggi l'operatività che il collega faceva prima, che archiviava con delle foto, con delle informazioni cartacee poi tradotte in file in varie cartelle del proprio computer, sono raggiungibili direttamente su una piattaforma. Quindi quando vogliamo sapere come è messo un canale, come è messo un apparatore, cosa abbiamo fatto, cosa c'è da fare e come programmarlo, è molto più facile la ricerca anche storica. Si va su quel punto che si sa dov'è e si conoscono un po' tutti gli elementi.